Allora, intanto ringrazio gli alpini, tutti gli alpini della città di Conegliano, nello specifico quelli di Collalbrigo che ha avuto oltre a un contributo sulla distribuzione delle mascherine, oggi hanno pensato di portare qualcosa che possa, un segno di vicinanza verso le forze ospedaliere. E tutti gli alpini e tutte le associazioni si stanno muovendo in città, vengo da poco da Ogliano, dove hanno avuto anche un lutto, tra l'altro nel gruppo alpini di Ogliano ieri è scomparsa un alpino di Ogliano proprio a causa il virus, e questa mattina si sono mobilitati per fare le frazioni di Ogliano e Scomigo, e quindi non posso che ringraziarli, non possiamo che ringraziare tutti quanti, soprattutto anche chi sta alle mie spalle, quindi tutte le forze ospedaliere, per l'opera che in questi giorni non è solo un lavoro ma è volontariato vero e proprio, per quello che stanno facendo e quello che faranno. Non posso che ringraziare tutti e speriamo che questa tempesta passi il più presto possibile. Allora noi come gruppo alpini abbiamo aderito alla donazione che la sezione fa una raccolta per l'ospedale o per la protezione civile per questa emergenza, e poi per dare un po' di vicinanza ai nostri operatori dell'ospedale abbiamo deciso di regalare alcune torte che adesso andremo a consegnare ai reparti dove c'è stato il Covid. Quindi penso di dare un po' di sostegno morale, ecco, tutto qua. Grazie.